Allora, un attimo solo che setto la chat. La sigla non la sto lanciando perché ho trovato una persona che ha creato un video introduttivo molto simile al mio. Quindi sto cercando di farmi venire un'idea per qualcosa di nuovo e vedrò un attimino di sistemare sta cosa. Allora, e vi devo aggiungere giustamente alla Stream Deck di lanciarmi anche l'apertura della chat, così risparmiamo un po' di tempo ogni volta. Allora, ok, e qua ci siamo. Bentornati sul Fantazio. Amici, colleghi, estimatori, appassionati, semplici, curiosi che si avvicinano al titolo. Buon pomeriggio. Allora, noi ieri abbiamo sgamato il puzzo. L'abbiamo proprio sgamato subito, subito, subito. Quindi noi adesso raggiungiamo una miriade di reliquie e torniamo ad esplorare la zona di ieri. Allora, vediamo un po'. Un attimo che mi sistemo tutto così non abbiamo rotture di scatole nel frattempo. Signor Francesco, salve. Sono appena entrato in live per fare un po' di Re Fantazio. Se viene in chat al limite, eventualmente ci possiamo organizzare. Io volevo fare fino alle 6 col Fantazio e poi dopo fare altro. Se mi fai sapere i tuoi orari, una partitina con te vorrei farla. Che prima ti stavo per scrivere un messaggio e poi non l'ho fatto, quindi devo farmi perdonare con te. Allora, vediamo un po'. Eh sì, iniziamoci a prendere un pochino di punti esperienza a sto punto. E diamo un'occhiata per bene fuori, visto che ieri l'abbiamo data in maniera abbastanza veloce. Allora. Ok. Mm. Ok, questi anche li sciocchiamo. Ora noi ci manca tutta la parte sud e il restante della zona dall'altro lato sconfiggendo le orecchie. Orecchie che erano deboli al fulmine. Quindi noi ci dobbiamo un attimino organizzare con un po' di fulmini. Allora. L'ho fatto. Di qua dobbiamo sbloccare il pannello. Di là ci sono delle scale. No, voglio prima continuare ad esplorare qua. Allora, le orecchie sono qui. Vediamo un attimo come siamo messi col party. Allora, noi andiamo bene così. Quindi già facendo questa, vediamo se abbiamo oggetti. Eh sì che ce li abbiamo. Facciamo così. Livello 11 e otteniamo protezione dal cielo, del cielo. Quindi se noi giochiamo in combo con qualcuno che ci lancia le magie, noi riusciamo a recuperare un pochino di SP a turno, il che non è male. Allora, noi siamo messi bene così. Cerchio magico e medi. Strolla a sto punto. Strolla a sto punto. Se lo faccio tornare stregone. Strolla a sto punto lo faccio tornare stregone. Anche se non abbiamo comunque l'equipaggiamento buono. Dovremmo cercare di fare un solo farming bello grosso o trovare il modo di fare più soldi e avere, cazzo, sarebbe ottimale avere due set completi di armi buone per ogni archetipo disponibile. Il problema è che non è molto facile come cosa. Allora, se invece mi vai qua, mi scendi 2 punti di magia, però mi diventi un pochino più forte.
Comunque abbiamo i pugni che sono più forti. Allora. No, e continuo con la doppia combo così. Medi e legame di ferro. Anche se. Questo mi permetterebbe di lanciare, anche se lui non è che faccia chissà quanto male. Cielo tonante. Ci vorrebbe un mago, maschera danzante ed evocatore. Quindi se metto due draghi. Se metto due maghi e la maschera danzante dovremmo fargli del male. Solo che lui però non c'ha equipaggiamento. Allora. Sì. Allora proviamo così. La cosa ottimale sarebbe nel trovare qua giù qualche oggetto per il mago. Ah, tu già sei più forte, che è successo? Ragazzo, sei un poco esagerato. Dai. Cazzo, ma lui è morto. Aspetta, orecchie, orecchie. No, orecchie, 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 che fai? Orecchie, cosa fai? Ti lanciavo le con cura, con aumento della difesa all'inizio. No, ragazzi, dobbiamo un attimino andare. Andate, andate. Ok. Toglietevi da lì. Toglietevi. Toglietevi. Ah, si tolgono addirittura? Va benissimo. Rega, cazzi dei punti esperienza. Oh, eccoti qua. Allora, Puzzone sarà lei. Partiamo da queste cose qua. E innanzitutto, buon pomeriggio. Cioè, mi hai scritto proprio quando sono entrato in live. Bravo. Bravo, complimenti. Bell'esempio che diamo a sti ragazzi, bravo. Dovevo giocarci, Franci, è successa una cosa strana, molto strana. Quindi dovevo un attimo giocare e capire che cazzo sta succedendo. Tu sei diverso, però muori lo stesso. Ok, maschera fortuna, a posto così. Oh, no! Suca. Cisco, io sono entrato in un tempio antico, mi sono ritrovato a Shinjuku. Sottoterra, vero? E c'è questa roba. E io sto giocando a Re Fantasio, quindi capisci che dovevo giocare. Anche perché poi ho staccato che stava venendo Gianmarco e non gli volevo fare spoiler, ma lui qui già c'era arrivato. Quindi fuck Gianmarco. Ma sì. Allora c'è un passaggio di qua. No, non c'è neanche il cosiddetto cornicione. A posto. A posto. Quindi di là dobbiamo fare il giro, va bene. Ecco, mo mi costa, mo non mi risponde. Ma sei al lavoro, sei a casa, stai perdendo a Tekken, stai barando, che stai facendo? Sono a casina. Ah, ok, con i turni come sei messo adesso? Sto giocando Helldivers. Ma no, quello se n'è andato Fabio, mo da qua. Fino a 10 minuti fa di Helldivers mi stava parlando. Ok, dobbiamo vedere quelle altre orecchie allora. Tu fino a che ora sei libero? Che ti ho detto, devo fare un attimo qua perché devo capire a livello di storia dove cazzo sta andando a parare il gioco. Alle 6 mi libero e c'ho un attimo delle cose da fare. Però poi se riesco anche dopo, prima della live di stasera con Gianmarco, se riusciamo a giocare un po' con lei mi farebbe piacere. Perché è un pezzo di me. Però mi farebbe piacere.
Potrei fare una potente Ninnas. Allora, visto che sei una pippa a giocare, perché non ti riposi un pochino e quando ti svegli ne parliamo? Cioè, io se devo giocare devo vincere, devo arrivare ai primi posti, devo fare bella figura. Suca, ecco appunto. Quindi tu adesso fai il riposino così sei meno rincoglionito, ma vabbè. Possiamo pretendere miracoli. Quindi tu fai il riposino, quando ti svegli mi dici come e quando sei libero e ci organizziamo. Pure se hai detto che sembro vecchio con sto taglio di baffi. Io con te gioco lo stesso con piacere. Allora, tirapugni benedetto della dea della luna. Agilità più 3 e può essere purificato in chiesa. Allora, Stroll, aspetta un momento, aspetta. Stroll, non ti muovere. Stroll, non ti muovere. Questo chi ce l'ha? Ce l'ha lei. Un bel 2,75. Anzi, no, aspetta. Tu ti metti il pugno dell'orco. Che tu sei il cazzottaro per eccellenza. E tu ti metti il tirapugni sereno. Ecco qua. Facciamo un rapido controllino per l'equipaggiamento migliore. Va bene così. Tu stai bene. E anche tu stai bene. Allora. Cambierei un po' questi qua. Recupero medio di PM ogni turno. Un po' se abbiamo qualcosa di un pochino più forte. Forza più 3, magia più 3. Tecniche di recupero base. Per diminuire l'attacco. Però fermi tutti. Fermi tutti. Visto che tu comunque sei l'healer. Recupero un notevole di punti salute ogni turno. Lascia fare. Ma Francesco, tu comunque devi giocare Fantazio, eh. No, per una volta lascia che io ti consigli un gioco e tu dici sì, certo, amico mio. Ascolterò il tuo consiglio, lo proverò, ci giocherò e poi ti farò sapere. Cioè, dammi una soddisfazione almeno una volta. Niente, oggi sono un po' arrabbiato, Francesco. Penso si nota. Allora, possiamo prendere le scale. Ah, e fammi sapere dove sei arrivato ad Alan Wake 2. E non ti azzardare in nessun modo a dire che l'hai appeso e non l'hai finito, che veramente scendo là e ti incaso con la testa sul monitor. Devo andare da Casey. Ok, va bene, va bene. Cosa ne pensi di quello che stai vedendo finora? Serpenti. Gioco laghettino, Gioco lagga. No, aspetta, voi esplodete. Le Fantazio non mi va di piratarlo, quindi aspetto che no, ma tu non devi piratare a prescindere. Allora, come concetto base, non piratare. O almeno che devi piratare, perché io confesso il mio peccato, quando a volte, fino a qualche anno fa, usciva qualche titolo che mi interessava, io mi facevo la mia demo su misura, che visto che si sono dimenticati di questa bella cosa, che tu fai provare un pochino un titolo, uno se lo mette lì e difatti lo Steam Fest ho scaricato 20 demo tutte di fila e io e Gianmarco stiamo trovando dei giochini niente male. Diciamo, io mi facevo la demo e poi appena possibile lo prendevo al prezzo a cui riuscivo a prendermi un titolo e me lo provavo. Non piratare. Fai tipo alla Robin Hood, ecco. Ruba momentaneamente ai ricchi, quindi case di produzione grosse che hanno i soldi e fanno cazzate, e così solo con questa frase il mio futuro come
eventuale streamer professionista, professionale o qualsivoglia etichetta mi vogliate dare. France è andato via. Penso che nessuno vorrà collaborare più con me dopo questa, però va bene. Però se ti capita di vedere un indie, qualcosa in particolare, non piratargli gli indie. Che alcuni sono progetti veramente fatti col cuore e si vede la passione che c'è dietro. No, Francesco, tu secondo me se questo lo giochi ti diverte. Ti diverte e non è neanche... Se lo fai a normale, tu che sei un po' pippa, dovresti riuscire a giocarci normalmente. Io lo sto giocando a difficile perché c'è un pochino di professionalità in più. In questa nave di pirati... Ah, ok, lo posso anche bloccare. A proposito, di questa nave di pirati... Io un bel RPG così grosso, una volta finito tutto One Piece, a me piacerebbe. Sono onesto. Allora, signore, si muove? Ok. Ecco qua. Guardi, vada un pochino più avanti. Vada più avanti. Bravissimo. Lei è molto bravo. Bravo. Bravo, lei è molto bravo. Bravissimo. Noi adesso andremo avanti. E difatti lì c'è un tesoro, quindi a questo punto utilizziamo la tecnica degli antichi umani. Allora, tu vieni qua, che se funziona come ha funzionato prima, io ti attivo, entro nel fight. Tu fai un paio di cose perché sei comunque stronzo di natura. Se io scappo, tu dovresti sparire. Esatto, quindi io entro qua con tranquillità. Mi prendo il tesoro, faccio le mie cose. Guantoni antiustione. Guanti adatti a proteggere le mani quando si cucina. Forza +2, magia +2. Aspetta un momento che forse... Allora, no, meglio l'elusione. Aumenta l'esperienza dell'archetipo ottenuta in battaglia del 50%. Poi, Francesco, tu hai detto che non lo vuoi seguire One Piece e che lo odi, non puoi cantarne le canzoni, non sei autorizzato. No, Francesco. Oh cazzo, oh cazzo. Oh cazzo. Questo è problema. Questo è problema. Suka. Puttana da mamma. Allora. Mangiulla rocciosa. Francia, questa è delle tue parti. La mangiulla. C'ha la corazza del mangiula. Io con One Piece pre-time skip posso farne il cazzo che mi pare. No, Francesco, è un'opera unica. O ti piace tutto o non ti piace niente. Non esiste prima del time skip e poi dopo il time skip. È una storia unica. No, Francesco. Allora, perché io e te dobbiamo sempre litigare? Non lo so. Sembriamo Sandra e Raimondo. Ci vogliamo bene, però facciamo sempre casino. Allora. Tu c'hai attacchi ghiaccio e attacchi fulmine. Vento scalfisce la roccia? Cazzotti rompono la pietra? Mi rubo l'armatura? No. Allora affondo. Cazzo, tosto questo. Quindi Kingdom Hearts è bellissimo perché il 2 è un capolavoro e il resto è monnezza. Kingdom Hearts è una bella storia, molto confusionaria. Punto. Anzi, mi correggo, molto confusionaria. Poi Nomura ha detto di voler andare in pensione, ma se non dà meno le risposte base... No. No. Sei debole, cazzotton. Cazzo. Turno extra. E facciamo una cura, ok.
potremmo farcela. Allora, sto parlando con Francesco, però è per piacere, dai. Dai. Ho capito, e mi sembra un po' esagerato. Ma stai esagerando così? Ma stai esagerando, fermati. Fermi, ecco, ya. Ya. Ma adesso ti senti meglio che mi hai eliminato? Così fa essere pure felice Francesco, perché per qualche assurdo motivo quando io perdo Francesco è felice. Non so questa cosa. Già hai messo storia e Kingdom Hearts nella stessa frase. Opinione rifiutata. Francesco, ma c'è la storia in Kingdom Hearts? C'è. C'è come? Se c'è, c'è. Allora, noi dobbiamo rompergli il culo a quello. Quindi noi riusciamo anche... Ah, cazzo! Per un pixel. Allora, dobbiamo uscire dal fight. Non è categorizzabile come tale, è uno squilibrato che racconta cose sconnesse giurando che le cose sono scollegate. No, in realtà alcune cose sono effettivamente collegate. Poi sono state tirate alcune proprio per il rotto della cuffia, ma proprio... mettiamola così. Però poi di base la storia è intrigante al punto giusto. Diciamo, in me c'è ancora una parte affezionata alla saga che sta chiedendo risposte su cosa ci faccia Sora Quadratum e cosa sia effettivamente Quadratum. Ma soprattutto che ci fa Stralizia lì? Cosa? Che ci fai tu lì, Stralizia? Quindi... Hai capito? Uno ci pensa, vede, e poi dopo... No, tornano, Francesco, le cose. Tornano, tornano. Allora, vai giù, ti prego. Non addosso a me, non addosso a me, vaffanculo. Ecco là, un'altra volta mi ha preso. Mannaggia la miseria. Allora, vediamo se riusciamo a scappare dal fight. Tutti i coglioni. Tutti i coglioni. Grazie. Gentilissimo. Sì, sì, come sono tornati a Michele quando fece la serie. No, io non... Allora, ho imparato col tempo non a prendermi per il culo da solo, ma essere obiettivo al 101% sulle cose. Tutti i difetti di Kingdom Hearts, Francesco, veramente lo so che possiamo stare qua, non dico in giorni, non dico le ore, non dico le settimane, non dico i mesi, non dico gli anni. Ma da qui all'eternità potremmo parlare di tutti i casini e delle enormi cazzate anche di trama che sono state fatte. Però, Franci, sinceramente, se me la prendo e non ci gioco più, essendo appassionato alla storia, per quello che ha rappresentato Kingdom Hearts per la mia infanzia, che a me piace o non piace, e loro il gioco lo faranno uscire lo stesso, quindi tanto vale, sia nel bene o nel male, osservare cosa faranno uscire, dargli per me il giusto prezzo e quando sarà possibile giocarci. Delle cose che dovrebbero tornare ne tornano 3 su 100, ma fai pure 1,5 su 100 quando va bene. Cioè proprio ad essere, ma proprio fortunati. Dipende come sarà impostato il 4, dipende da che mondi ci saranno, dipende da ciò che mostreranno del trailer, dipende da ciò che dirà Square Enix sul perché, dopo aver presentato Kingdom Hearts 3 col tuo primo motore proprietario, far sparire il titolo, farlo ritornare e aver fatto Kingdom Hearts 3 che poteva essere una grandissima occasione che è stata sprecata, parere mio. Perché a sto punto tutta la fretta per mostrare il 4? Dire durante le interviste dove sponsorizzavi il 3 che avevate capito dai vostri errori e state rifacendo di nuovo la stessa cosa.
No, ma assolutamente, Franci, già ti dico, per me già da Union X, perché era buona e ottima l'intenzione di dare dei piccoli continui e di accenni alla storia. Mi piace come concetto. Però era diventato troppo pay to win. Troppo, troppo. Nel fare anche le varie modalità per riuscire a fare la storia, io oramai ce la facevo benissimamente. Quindi almeno quando uscivano aggiornamenti di storia mi collegavo e ci giocavo. Però già da lì su alcune cose è diventata un attimo una barzelletta. Però va bene. Quindi anche per questo poi c'è stato tutto il discorso del chiudiamo la saga del Seeker of Darkness e apriamone un'altra, perché effettivamente ci è tirato troppo a lungo per troppo tempo e nel modo più ai noi sbagliato possibile. Allora, spera che ti entra questo. No, però comunque ti fa un bel danno, eh. Luca, così ne hai persi 2. Sei un grandissimo figlio di puttana, lo sai? Lo sai questo? Tu questo lo sai, vero? Allora. Ottimo. Non è entrato però. Prego, mi illustri meglio il suo punto allora. E allora, Francesco mi deve dire una cosa importante, per piacere. Ho capito, ma ti sei messo proprio in testa di farlo fuori a lui allora? E che cazzo? Allora. Dai che tu sei morto, dai. Dai che tu sei morto. Dai. Mi conviene attaccare col bastone. Questo. Guarda, forse sbaglierò, ma proviamo pure ghiaccio. No, ghiaccio lo blocchi completamente, ok. Allora, aspetti, reggo subito. Fammi vedere solo lo stronzo che combina. Hai rotto il cazzo. Hai rotto i coglioni. Hai rotto il cazzo. Ci hai rotto un po' i coglioni, però, Vediamo così se riesco. Dai, no, è fatto. Poi è una cazzata dire che è una determinata, è una cosa unica e quindi non può essere una merda una parte, è bellissima. No, ma difatti, Franci, lo dicevo così comunque per dire che io generalmente, ecco, soprattutto con opere come Kingdom Hearts, dire bello o è brutto credo sia un pochino riduttivo, anche perché avendo vissuto la saga dall'inizio, quindi vedersi uscire l'1 e il 2 ed erano dei giochi della Madonna, quindi là ti devo dire voto da 1 a 10 11. Minchia, mi viene a di un giorno così all'improvviso leggi su una rivista Square Enix vuole fare un gioco insieme alla Disney, tu dici ma che è Natale, che cazzo sta succedendo? Poi vedi con gli anni come è andato il tutto e
che merda, che rabbia, perché poteva essere fatto tutto molto meglio. Però a sto punto incazzarmi, mi sono messo in pace con me stesso. Sì, ma Metal Gear... Allora, se facciamo un confronto, ecco perché le cose vanno sempre contestualizzate. Se facciamo un confronto prendendo gli stessi punti, le stesse cose che ho detto per Kingdom Hearts, ma le rapportiamo alla saga di Metal Gear, è normalissimo che ti devo dire voto Kingdom Hearts 1, voto Metal Gear Saga 9. Quindi bisogna essere sinceri e onesti. Ok, almeno la corazza stavolta sono riuscito a prendermela. Allora, te ti devo abbassare un pochino la difesa subito. E eventualmente mettermi vento. Tu sei debole al vento. Tu sei debole al vento. Dici tutti i messaggi, però se no ti perdi il contesto dei messaggi. Certo che... Ah no, ne ho mancato uno, c'hai ragione. C'hai ragione, certo che è riduttivo. Ma si può fare una media e si deve fare una media. Sì, sì, difatti penso che comunque l'esempio che ti ho portato anche io possa essere corretto. Se facciamo un voto tra le due, se diciamo chi si è comportato meglio come serie, ma è normale che vince la saga di Metal Gear. E Metal Gear dalla sua The Phantom Pain con annessi e connessi. Quindi ecco, Francesco, no Francesco, ecco, allora innanzitutto si tratta di due tipologie di opere diverse. Una è una saga videoludica e uno è un manga. Nasce come manga, poi si è sviluppato un pochino ovunque. Se rapportiamo, per me, sempre mio parere personale, se dovessi farti una classifica delle tre cose, Kingdom Hearts gli do voto, rapportandola anche con One Piece, Kingdom Hearts sale a 3 punti, quindi Kingdom Hearts 3. Metal Gear gli devo scendere la media, quindi scenderebbe a un bel 7. E One Piece gli devo dare 9,5. No, no, Francesco. I nodi stanno venendo al pettine con One Piece, quindi stanno arrivando risposte, stanno arrivando belle risposte. Ritorna ad esserci un pochino più di varietà e un pochino di... Che cazzo sta succedendo? Cosa che a me interessa trovare in un'opera e che in One Piece, salvo rare occasioni negli ultimi volumi, non sentivo spesso. Quindi per me è risalito a 9. Allora però, cioè io vengo armato di tutte le buone intenzioni, no? E tu prendi e rompi i coglioni. Allora, fermati un attimo, facciamo così. Facciamo così. Allora, vediamo un po' dove sono gli attacchi magici. Ciclone. Un posto. Quindi adesso però l'armatura ce l'ho perché non sono schiattato prima. Anche se è 2,37 non è che faccia tantissimo. Tu prendi questi qua. Prendi questo. A te va bene. A te va bene. Non c'è abilità speciali, ma se la purifichiamo a posto. Allora, vediamo mo adesso come va così. Vediamo un attimo. Allora, momento che ti leggo. Aspetta, tanto lui è stordito e sto tranquillo. Allora, i disegni fan cagare. I personaggi sono sfaccettati con un'accetta. Le storyline sono una merda una dopo l'altra, con rivelazioni al limite del ridicolo ed espedienti narrativi dubbi. Allora,
Posso rispondere forse a modo per ogni singolo punto. Allora, i disegni fan cagare. No, perché a me parlo sempre per me. Poi, ecco, queste sono le tue considerazioni. Io ho le mie ed è bello rapportarsi su quello che uno pensa di qualcosa. No, fino a qua ci siamo? Partiamo su un territorio neutro, Francesco. Attendo il tuo via per dirti tutto. Allora, ma Francesco, guarda, proprio di base per vivere una vita migliore. A me mo in questo momento mi interessa cosa pensa il mio amico Francesco di One Piece. Quello che pensa il mondo. Ma fa sfo cazzo, Francesco, hai detto proprio con affetto. Oh, Ciavito, buon pomeriggio. No, no, Francesco, frega cazzi di quello che pensano gli altri. Tu, quello che pensano le altre persone di One Piece è quello che pensi anche tu? Vediamo che forse abbiamo trovato la quadra, aspetta. Non sei debole al vento, tu. Ombra no, può darsi sei debole alla luce? Niente, a lui oblio non gli entra in nessun modo. Facciamo così. Cazzo, si è svegliato però. Difenditi. Sì, sono riuscito a fare una live di pomeriggio oggi, Vito. Sto riuscendo a sistemarmi un pochino con gli orari, quindi sistemando un paio di cose vorrei reintegrare le live del pomeriggio. Non quello che pensa il mondo, è quello che è. No, Francesco, non è quello che è. Questo è quello che è per te e per il mondo. Per me non è così, soprattutto adesso. C'è stato anche quel momento della capitolo dove viene spiegata la storia di Orso Bartolomeo, dove c'erano proprio degli schizzi che Oda aveva avuto un attimo da fare. Ora non lo fate uscire, date del tempo al maestro Oda per finire il capitolo e poi lo pubblicate. A livello di storia ti posso dire no, a livello di contenuti no. Personaggi tagliati con l'accetta dipende da quali personaggi dici, perché quello che sto notando io adesso sono molti frammenti di storia che c'erano in passato, frasi e parole dette così che sembravano non aver senso, e adesso alcuni punti stanno iniziando pian piano ad unirsi, mostrando un puzzle più grosso. Ma così è come la sto vedendo io la storia. Diciamo che non sono proprio un appassionato di videogames, però dai, è un qualcosa che mi suscita interesse. Sì, Vito, ma quello che dico sempre io non è che, ecco, contro chi lotta a favore dei videogiochi, mettiamola così. Non è che tutti devono giocare e tutti devono apprezzare quello che c'è. No, c'è anche la possibilità, ed è quello che sto cercando di fare io, tramite lo streamare le cose che a me piacciono, portare delle storie che in alcuni momenti possano darci degli spunti di riflessione da poter applicare anche nella vita di tutti i giorni. Diciamo, è come vedere una storia semi-interattiva, mettiamola così. Tutti sono talmente tanti che non è possibile dargli più. Momo, nel momento in cui c'è stato, ha dato l'apporto che doveva, punto. Non è che per forza io voglio sapere quanti peli ha in testa, sapere il numero preciso. Sempre però nell'ottica di dire sì, ok, è stato fatto così, poteva essere fatto meglio, ma poteva essere anche fatto peggio. Ma ormai è passato quel punto, quindi cioè, dire è una cattiva opera per come è stato gestito Momo, o al posto di Momo si può usare qualunque personaggio per me. Non c'è, ora, ma è successo, non ci possiamo fare niente. Guardiamo avanti, vediamo se ci dirà oltre, perché sinceramente dopo un bel po' di anni io sono arrivato al punto, non mi interessano casini, voglio le risposte, punto.
Datemi solo le risposte. Allora, tu adesso però devi morire. Amen. Allora, ma pure Ace prima. Solo che non te ne accorgevi perché gli altri sono stati scritti bene. In che punto Ace, secondo te, è stato scritto male? Diciamo che sono più per i videogiochi sul calcio, FIFA o PES. O per dirti quegli arcade del passato. Allora, no, avevo capito che tu eri più per i titoli sportivi, quello assolutamente. Arcade del passato. Dimmi qualche titolo, vediamo se ne conosco qualcuno. No, fare lo stronzo tu. Non fare come Francesco che ti metti dietro le rocce e mi fai le trappole, per piacere. Ok, anche questi qua li shottiamo, buono. Anche se loro sono più da bisciotto, va bene. Sto posto comunque è grande, eh? E dobbiamo anche capire in che ordine prendere gli ascensori, va bene. Fortunatamente non servono tantissimi punti magia, quindi lo possiamo esplorare e si farma quasi decentemente. Ok. Io ho detto ultimamente che volevo ritornare a Shinjuku, ma non ci volevo tornare in queste condizioni qua. E vedi, uno ha pure bei pensieri per un amico. Io l'altro giorno pensavo, Maro, vorrei andarmi a fare un'altra camminata a Tokyo con Francesco, e quello entra in chat e mi tratta male. Io non lo so, guarda. Begli amici che mi trovo, madonna mia. Non è questione di sapere le cose, Enzo, ma di dargli un cazzo di carattere, non è consistente. Ma in che modo devono essere consistenti? Se sono stati utili alla trama in un modo abbastanza corretto. Oh, cazzo, mi sono fottuto. Allora, tanto fino a quando io non mi muovo, tu non fai niente, quindi possiamo usare il solito trucco? Almeno apriamo anche il passaggio dall'altro lato. Tanto di là ci sono le scale che ci riportano su. Quindi mi conviene vedere il corridoio a sinistra ed esplorare la zona. Ok, allora facciamo così. No, mi prende. Street Fighter ci gioco regolarmente. Io sono il solito personaggio che adora gli Street Fighter, adora Tekken, adora Mortal Kombat, però non da Day One. A me piace aspettare che scendano di prezzo. Escono tutti i DLC, esce una bella offerta, una bella cosa. Li mettono in offerta, ne prendo uno e li... per qualche mese tocco letteralmente solo quelli. Sto sperando quanto prima di poter prendere Tekken perché c'è una persona a cui devo rompere il culo. Però questo è un altro discorso che non vale la pena fare adesso. E sei un cartonato che di distintivo non ha nulla se non ciao, sono buffo. No, non dissenterei un po' su questa cosa anche per come viene presentato il personaggio, anche riguardo al fatto di essere il figlio del re dei pirati ed essere stato letteralmente, anche a causa di questo, essere trattato da tutti come una merda soltanto per il fatto di essere nato, e lui di questo non ne aveva colpe. Soprattutto per il fatto che Ace ha mostrato come, nonostante possano le cose essere difficili, forse nel mondo esiste sempre un gruppo, una famiglia da qualche parte che ci sta aspettando e che siamo pronti forse a trovare persone che possono volerci bene per ciò che siamo e non per ciò che rappresentiamo. Ace per il mondo di One Piece era il figlio della merda. Quindi come ti ci puoi sentire soltanto per il fatto di andartene in giro e cercare di vivere e di sopravvivere in quel mondo e essere trattato una merda? Quindi questo è quello che ha rappresentato Ace per me. La possibilità che forse per noi tutti da qualche parte qualcosa di buono c'è, anche perché se ci arrendiamo immediatamente un altro stronzo.
No, ma tu devi morire però. Ma dai. Ma dai. Ecco, tu corri di là e io me ne vado di qua. Allora, aspetta, aspetta. Aspettate che vi leggo tutti. Allora, pulisco questa stanza. No, tua sorella. Ok, allora. Se la mia età 48 anni è tale che rispetto a te sono più legato a quei giochi arcade anni 90 e per dirti fino agli 80. Che non dalla scrittura di Ace in sé. Un personaggio è scritto bene quando anche solo ricordando il nome riesci ad inquadrarlo tutto. Quando riesci tranquillamente a descriverlo e a farlo sembrare una persona reale. Con obiettivi, sogni e difetti. Wesker che torna sul Re Fantazio. Evviva, buon pomeriggio per Luigi. Sì, per Luigi siamo in una situazione alquanto particolare che ti mostrerò a breve. C'è successo un attimo una cosa un po' particolare. C'è del puzzo. Nel Fantazio c'è del puzzo. Questo che stai dicendo di Ace te lo dice nei flashback e poi non viene più esplorato perché te lo fucilano davanti agli occhi. Sì, però se Ace è morto, ma successivamente con gli anni è stato spiegato che cosa ha portato effettivamente la sua morte. A me va bene così, perché non è che la storia doveva per forza obbligatoriamente darci ogni 1000 punto, ogni 1000 cazzi di Ace e caratterizzarlo ancora di più. Per me, se tu mi dici Ace, che è il cazzone fratello di Rufy che se ne va in giro facendo cose, per poi scoprire che se l'è presa a tal punto che un membro della sua ciurma è stato ucciso da Barba Nera che dice no, tu me la devi pagare e poi fa una bruttissima fine. Quindi quello che tu hai scritto per me succede con Ace. Quindi per me, per il mio punto di vista, per il mio modo di vedere l'opera allo stato attuale, per me è scritto bene. No, allora Pierluigi, io sono stato per giorni ad aspettare una soluzione al problema della patch. Non è arrivato niente. Atlus mi ha risposto che gli sviluppatori sono ben a conoscenza del problema e stanno investigando sul perché succede. Anche dicendo tante parolacce sul fatto che se conoscete il problema a me mi interessava avere una soluzione. Avevo scritto proprio alla ragazza che mi aveva risposto di Sega. Guarda, di agli sviluppatori mausoleo, scheletri sì. O di nuovo, o sblocchi il respawn. Cioè, fai tu, vedi un attimino com'è la situazione. Mi sono scocciato un giorno, andavo a vedere su Reddit se qualcuno in qualche modo, se facendo una combinazione di tasti, se facendo qualunque cosa, fosse riuscito a risolvere il problema. Niente. Ho visto l'immagine di una persona che ha detto ce l'ho fatta, ho usato il cheat engine per sbloccarmi gli oggetti. Pierluigi, mi sono attivato pure io. Ho attivato il cheat engine, l'ho settato, ho trovato una persona che aveva già creato una lista di codici con i vari oggetti chiave. Sono entrato nel gioco e mi sono aggiunto gli scheletri. Ditemi voi se non lo dovevo fare. E in tutto questo la patch non è ancora uscita. Allora, e ripeto, questa cosa di Ace viene sottolineata più attraverso la storia di Sabo che non di Ace. Quindi effettivamente sono stati dati altri dettagli di Ace nonostante la sua morte. Quindi non è detto che alla morte di un personaggio non possono sovraggiungere nuovi dettagli. E quindi il personaggio essere caratterizzato e spiegato ancora di più nel dettaglio. Ultimamente non hai fatto alcuna recensione sui film appena usciti. Io in realtà stavo pensando di iniziare a voler fare qualche video e non solo le live perché mi sembra che veramente mi sto adagiando sul registrare quello che succede alla cazzo e via. Recensioni di film e cose varie, parlarne di alcuni titoli in particolare, vorrei farlo più in live, proprio per fare una bella discussione tutti quanti insieme. Ai fan di One Piece basta che dicono una cosa oggi nel volume 3 e sborrano a caso, mi fanno pena. Queste cose succedono anche a me
per quello che io riesco a ricordare, perché è bello pensare che per così tanto tempo quest'opera sia stata progettata in questo modo e che Oda potesse aver pensato 10 anni fa, ok, io adesso gli do questa cosa, poi dirò. Ma è un modo di voler vedere le storie, eh. A me piacciono i misteri, piace teorizzare, piace ragionarci sulle cose, quindi questo modo di farlo c'è a chi piace e a chi non piace. A me piace. Va bene lo stesso, intanto sei andato avanti. Io con il cheat engine spesso faccio delle barate. Allora, io non l'avevo mai utilizzato il cheat engine. Questo perché io personalmente l'unica volta nella mia vita in cui ho utilizzato l'action replay è stato con Final Fantasy VII. L'ho detto pure in live se non mi sbaglio. Nella versione originale ero arrivato al terzo CD nello scontro contro Ojo poco prima della fight finale contro Sephiroth. Non riuscivo a passarlo. Ho tentato di fare il furbo mettendomi i codici. Per Luigi avevo così buggato il battle system che in qualsiasi fight entravo mi appariva la schermata a schermo, premi i 4 pulsanti laterali e vinci il fight. Io non ho mai finito Final Fantasy VII e non ho mai più usato un codice da quel momento della mia vita videoludica. No. Cioè, per me i codici action replay e cose varie su come andare nel deep web, nel dark web, in qualunque posto oscuro e peccaminoso. No, c'è di tutto, trovi di tutto. Però come sbagli a muoverti è finita. Quindi no, grazie, meglio di no. Dare dettagli e svilupparli non è la stessa cosa, non è così che si fa. E come si fa secondo te e secondo gli altri, Francesco? Perché per me organizzare una storia che non nel corso di mesi, ma nel corso di anni viene portata avanti, per me è un progetto bellissimo. Se davvero è fatto e davvero Oda l'ha immaginata così la storia e sta avendo la possibilità di portarla avanti così è bello. Quindi è un modo di raccontare la storia che può piacere come non può piacere, così come nel tuo caso. Ma non è stata progettata di un cazzo. Oda si vuole cacciare One Piece da 15 anni. Lo dice sempre che cosa ha pensato, che cosa ha programmato. Non sta facendo una merda. No, ma di fatti è normale che poi subentrando il discorso economico, subentrando tanti fattori dietro, di sicuro la visione originale viene un attimino vista in maniera diversa. Però a me, sinceramente, soprattutto per come sta andando adesso. Ok, abbiamo trovato... Sì, abbiamo trovato un'altra reliquia. Ottimo. Va benissimo. Cioè, a me sapere che c'è ogni settimana, ogni 2 settimane, una volta a mese quando ci sono le pause, avere quei 10-15 minuti dove io mi chiudo, leggo il nuovo capitolo, scopro cose nuove, posso analizzare quello che succede, mi faccio la mia bella mezz'oretta di teorie e di ragionamenti e io sono in pace con il mondo. Francesco, perché devo dire di no a questo se è una cosa che mi piace? Ah, più che altro devo vedere se c'era un passaggio qua dietro. Come questa fase del gioco non l'avevi già superata? Come mai affronti di nuovo questo leone alieno? No, in realtà il dungeon dove siamo entrati è bello grosso. Io finora stavo esplorando un altro piano. Sto cercando di capire e di trovare la strada per la zona finale dove, da che siamo entrati in un tempio antico e scendendo ci siamo ritrovati. Noi siamo scesi e anche un bel po'. Ci siamo ritrovati questa zona che si chiama Dracograzia Shinjuku ed è letteralmente in leggero contrasto con il mondo di gioco dove stavamo giocando fino ad ora.
Noi stiamo scendendo in profondità per cercare di trovare un drago e farlo fuori. Molto probabilmente ci farà fuori lui a noi perché nemici sono cattivelli. Però noi ci proviamo un attimo. Molto interessante il tuo punto di vista. A me piacciono davanti le storie dove molte cose sono effettivamente poche chiare e non vengono mai effettivamente chiarite. Tutto questo deriva da uno dei film più belli mai fatti, Rashomon, che adoro. Ti dico la verità, non ricordo questo titolo che film è e devo darci un'occhiata. Il problema è che guardo così tante, tra virgolette, cose particolari che a un certo punto perdo il conto di quello che sto vedendo. Pierluigi, guarda, se posso permettermi di darti il consiglio su una serie, io consiglio a tutti gli appassionati di storie, misteri e affini di vedere un attimo soltanto From, perché è una serie che io sto seguendo dalla primissima puntata, ormai è alla terza stagione, ed è una di quelle serie, è come Lost, ragazzi, è come Lost. Si capisce un cazzo, ma non è che non si capisce un cazzo perché non si capisce un cazzo, che ci sono cose letteralmente scollegate tra di loro, che però pian piano, col passare delle puntate, stanno iniziando ad assumere un bel senso. Quindi se volete una bella serie fatta di misteri, di pericoli, mostri, sangue e anche abbastanza violenta, guardate From e non ve ne pentirete. Sì, esistono vari giochi di One Piece, esiste anche un RPG di One Piece Odyssey, che io ho letteralmente adorato, ma che ho dovuto appendere 2 anni fa prima di partire per l'estate e che non ho mai finito. Ben sapendo che è stato aggiunto anche un DLC che aggiunge parti di gioco, quindi me lo sto tenendo come serie, proprio perché nel momento in cui riusciamo... Tu sei nuovo, che cazzo sei? Tu chi sei? Tu sei Omo Francesco? No, come ti chiami? Allora... Tipo, questo è un essere umano. E ha cagato un po' il cazzo l'essere umano. Tu però aspetta. Aspetta, fermati. No, ok, dimentico. No. Ah, ok, muori letteralmente. Ok, buono così. Quindi come c'ho la possibilità, voglio rifarmelo dall'inizio e finirlo. Anche perché c'è qualcosa dentro che forse potrebbe servirmi per capire un attimino meglio la trama di One Piece. Ma tu non devi dire un cazzo se ti piace. No, Francia, a me se mi piace una cosa dico mi piace. Se non mi piace dico non mi piace. Questo non vuol dire non sia oggettivamente una merda. Scritto peggio e disegnato disastrosamente. No, perché io penso dire che una cosa è una merda è una cosa che si può dire di qualunque cosa solo se tutti, all'unanimità, hanno le prove per dimostrare quanto una cosa sia una merda. Ti faccio subito l'esempio, Francesco. Se prendiamo One Piece, questo discorso non si adatta. Se io invece ti dico Madame Web, è un film di Kurosawa degli anni 60, perennemente nella top 10 dei migliori film mai girati. Un sacco di film e produzioni derivano da quel film. Devo darci un'occhiata perché forse è una di quelle cose che non ho mai guardato e che secondo me mi devo un attimino recuperare. Non funziona così l'oggettività perché ci sarà sempre qualcuno che ti dirà a me è piaciuto. Dipende, ci sarà sempre qualcuno a cui è piaciuto. Ma facciamo un attimo un sondaggio equo e onesto su qualcosa. La percentuale qual è? Se più del 50% delle persone, per me è il 50,01, vuol dire che la maggior parte pensa che quella cosa è una merda. Lì però si è un attimino in parità, si è 50 e 50, quindi io la metto nella categoria delle cose che può piacere o non può piacere. Ognuno è libero di decidere se una cosa gli può piacere
Se gli piace, se non gli piace, non gli piace. Nel caso di One Piece, dove in quel caso si dovrebbe andare a vedere la maggior parte di tutte le persone che seguono One Piece, cosa ne pensano, e si decide un attimino. C'è poi il caso di Madame Web, dove se vai a domandare alla maggior parte delle persone, qui pure si può farmare come le merde qua. Allora, aspetta. Allora devo fare la merda qua. Ok, facciamo la merda così ci riusciamo anche a fare due chiacchiere tranquillamente. Allora, che ore sono? Ok, io un quarto d'ora devo svegliare a Peppino. Allora, visto che al momento non mi serve usare la magia, mettiamo portafortuna. Mettiamo portafortuna. Mettiamo portafortuna. E mettiamo portafortuna. Quindi noi, se adesso ci mettiamo così, togliamo lui da mezzo. Anzi, ci mettiamo qua, guarda. Aspetta tu. Allora, se io mi metto qua e faccio così, quante pozioni di magia farmo? Vediamo un poco. Sì, vai, vai. Vai, vai. Sì, vai così, vai. Sì. Allora. Pure di Concord è stato... Ah, terminando il discorso di prima. Ci sono queste due scuole di pensiero, no? Vedi un attimino cosa ne pensa la maggior parte delle persone e poi si decide. Francesco, io vado oltre tutto questo. Cioè, io do la mia considerazione a prescindere da quello che dicono gli altri. Questo perché preferisco investire il mio tempo nel modo in cui io lo ritengo più opportuno. E ho capito su che tipo di film muovermi, giochi muovermi, serie muovermi. Quindi so dove trovare consigli su quello che può piacere a me e ottimizzare un attimino meglio il mio tempo. Perché alla fine tutto quello che noi facciamo si basa su cosa decidiamo di dedicargli il nostro tempo. E io sinceramente tempo con cazzate non ne voglio buttare. È troppo, è troppo. Quasi stiamo mezz'ora. Cioè, posso letteralmente arrivare alla fine del gioco. No. Me la voglio sudare la fine. No. No. Ragazzi, e che cos'è? Chi mi ha fatto fuori, ragazzi? Aspetta. Allora. Vabbè, hai salvato qua. Vabbè. Allora, aspetta, mo mi metto qua. No. Qua no. Mi metto qua. Ecco qua. Ti volevo ammazzare, ma a questo punto farmo un pochino. Allora. Wind Waker sarebbe andato ancora peggio, allora. Francesco, alla fine, per come vedo i videogiochi, il vederti una serie, vedere un film, io le valuto come singole esperienze. Cioè, per me, sinceramente, ok, sì, va bene, Zelda, Wind Waker, ok, però se poi rapportiamo a questo, no, poi facciamo quest'altro, se no poi questo, no, poi quello. Francesco, non voglio perdere tempo. Wind Waker, ci ho giocato, sì, mi è piaciuto, sì, a posto. Ne parliamo e ci ragioniamo su. Mettiamo su tutti i problemi che ci sono sotto. Però alla fine, in quel momento, per godermi quell'esperienza, va bene così, sia nel bene che nel male. Questo perché ho come concetto chiave, come punto zero di qualunque opera, di qualunque cosa io vado a vedere, che ci sarà sempre un motivo in ogni titolo, in ogni opera, in ogni contesto, in ogni storia, in ogni sezione di gameplay, in ogni qualsiasi cazzo, qualcosa che mi darà fastidio. Quindi due sono le cose. O scelgo di non avere più queste passioni, questi hobby, per non intossicarmi e quindi mi tolgo delle esperienze che posso fare.
Ho imparato ad abbracciare questa mia croce sull'essere fatto in questo modo e di dare una possibilità a tutto e di scegliere di utilizzare il mio tempo in questo modo. Ci sono dei pro e ci sono dei contro, però almeno mi godo alcune cose senza darle per scontato. Secondo me, se 2 o 3 persone dicono la stessa cosa riguardo un loro gusto, è molto probabile che abbiano ragione. Esatto, Pierluigi. Io difatti, quando parlo con varie persone e ascolto suggerimenti, consigli su cosa fare, cosa vedere, cosa seguire, io mi metto lì, ascolto con piacere, vado a vedermi un trailer di quello che mi hanno consigliato, vado a leggermi qualche piccola indicazione della trama, vedo se qualcosa che stuzzica la mia curiosità e vado a vedere se posso vedermi la prima puntata. Vedo la prima puntata, me la sento di vedermi una seconda puntata o rapportando questa cosa ad un gioco. Ok, io faccio sempre una prova di un'oretta su tutto. Pure titoli che mi sembravano ok, questo è il prossimo gioco della mia vita, giocherò solo a questo per l'eternità. Mi sono capitati giochi che mi hanno dato queste sensazioni durante l'annuncio, durante qualche trailer. Per alla fine, dopo 5 minuti, si sono rivelati una merda. Io ho messo una regola con me stesso. Io do un'ora a qualsiasi titolo io riesco a mettere le mani sopra. Che ci sono titoli che, come dopo 5 minuti, si sono dimostrati una merda, ma poi dopo un'ora la cosa si riprendeva e anche tanto. Qualunque sia la merda che arriverò a toccare, una volta che inizio a provarla, io almeno un'ora gliela devo fare, Francesco. Non voglio giudicare il libro dalla copertina, non voglio giudicare la merda dal puzzo, però, Francesco. Poi se una cosa è una merda, è una merda. Cioè, ci mancherebbe altro. Sono gli stessi discorsi che ci facciamo ogni singola volta riguardo Persona 5X. Francesco, i free to play sono il male. I gacha sono la dannazione eterna. Però, Francesco, One Piece... oh, che cazzo. Persona 5X, per come stanno portando avanti il progetto, per la qualità e il divertimento che mi sta dando giorno dopo giorno, Francesco, ti dico, per me è un bel gioco da avere lì. Mi faccio quella bella oretta quando ho la possibilità. A posto, via, va benissimo così. A me piace questa cosa, a te non piace, ma il mondo non è bello proprio per questo. Tu abborri l'idea e ci sta. Mi è sembrato di capirlo nelle ultime 10.000 volte in cui hai maledetto il titolo. Quindi... allora, tu a cosa sei debole? Perforazione. Ok, perforazione e vento. E devo togliermi... devo assolutamente togliermi portafortuna. Allora, vediamo qua se riusciamo a scappare. Assolutamente no. No, non è questo il discorso, non si tratta di ognuno guarda quello che vuole, ma l'oggettività esiste, non è tutto relativo ai gusti delle persone. Allora, Francesco, ecco, ammettiamo che io domani mattina leggo un motivo per cui mi viene una gran voglia di vedermi Madame Web, no? Ora, la considerazione della maggior parte delle persone è che quel film non è che sia feccia, sia proprio a mammi tutta merda. Tu hai detto proprio così. Ora, non è che se a me domani viene la voglia di vedermi il titolo, io automaticamente devo dar conto o no all'oggettività. So che c'è quell'opera, so che ha fatto talmente schifo che è stato reso disponibile in streaming molto prima ed è disponibile su Prime Video, perché ogni volta per tutta l'estate, in quei pochi momenti dove riuscivo a trovare un po' di posto per prendermi un film da vedere la sera, mi trovavo Prime Video che mi suggeriva: dai, scarica Madame Web così te lo vedi stasera. Io facevo: ma assolutamente no, io già c'ho poco tempo, non mi metto qua a vedere Madame Web. Quindi non è che divento automatico uno spettatore passivo o di merda perché ho scelto di mettere le mani nella cacca.
in quel momento mi va di vedere della merda e me la vedo, Francesco. Cioè, quindi non è meglio pensarla sul fatto, ma siamo liberi o no di spendere il nostro tempo su quello che vogliamo vedere o seguire nel migliore dei modi, che alla fine penso io è quello che serve. Che a me tutti dicono è una merda, ma a me viene voglia di vederlo. A posto. Ma se io devo essere oggettivo, so essere oggettivo. Ah, no, aspettate. Allora, devo fare una clip perché... No, aspetta. Gianmarco, non so se stasera possiamo fare la live perché io mi sto sentendo male. Francesco ha appena scritto in live. So essere oggettivo. Persona 5X è un ottimo free to play. Francesco che ha fatto un complimento a Persona 5X. A posto. Io mi sto sentendo male. Penso che andrò in ospedale adesso. Va bene, va bene. Ecco, no, era un attimo una cosa dovuta perché non credo ai miei occhi. Mi fa piacere tu abbia detto questo. Francesi, bisogna essere oggettivi nel dare un giudizio sulle cose, secondo me, per poter dare un consiglio o un suggerimento ad altre persone. Questo sì, perché io non posso suggerire a qualcuno, oh, guarda, prepara una bella vasca da bagno, preparala bella piena, buttala dentro e poi mentre ci sei ti butti anche un phon così, capi? Ti fa le bolle. Non posso suggerire una cosa di questa perché è una cazzata, però posso suggerirti altre cose dicendoti per me, nel bene e nel male, che cosa rappresentano e cosa significano. Ma tutto questo per me. Una volta fatto questo, tu lo segui, non lo segui, guardi, non guardi, giochi, ci giochi, fai il cazzo che ti pare. Però nel controllare e nel capire se effettivamente a me una cosa piace o non piace, Francesco, io se non avessi messo così tante volte le mani a merda, non l'avessi proprio presa e sentita davanti al mio nasino, che tanto nasino non è, quanto puzzava, non avrei mai imparato a tralasciarla. Piccolo segreto sul Re Fantazio. Facendo la doccia una volta al dì ricevi un piccolo bonus di 100 punti esperienza. Sì, difatti quando viaggio la doccetta è la cacchina che ti dà fortuna. Ultimamente mi ha dato 2 punti fortuna, la si va sempre a fare. Questo vale solo per gli Idols Day, ovvero i giorni... Ah, ok, non sapevo che ci poteva essere questa cosa. Io pensavo che era totalmente randomica più che altro. Allora... Ciclone, perforazione, fonte di energia, così tu gli fai più male. Tu mi ritorni con legame di ferro. Tu mi ritorni con legame di ferro. Abbiamo l'aumento della difesa per entrambi. Tu. Non perché sia la linea occupata. Mi ritorni con... In realtà potrei anche insegnarti qualche nuova mossa. Allora, facciamo un aumento della fortuna. Ok, Giuseppe si è svegliato 2 minuti prima che lo andassi a chiamare io. Aumento della difesa. Medi. E vento dovrei avercelo con lui. Ok, almeno vediamo di fargli un pochino di danno da vento. Quindi così potremmo riuscire forse ad ottenere qualcosa di buono. Fuga. Ok. Allora. Le falene non dovrebbero essere tanto un problema. Allora, il giudizio oggettivo su One Piece è che scritto male dal primo quarto in poi, disegnato peggio e la gente lo difende non per l'effettiva qualità dell'opera, ma perché ci sono cresciuto. Io ci aggiungo, ci sono cresciuto perché è la risposta che sento di dare. Però ti dico, mi piace il modo in cui viene gestita la storia. Il non dire e poi dire col tempo determinate cose, far intuire
varie cose e poi col tempo trovarsi risposte completamente sbagliate. Mi piace come sta andando One Piece adesso, ben conscio del fatto che ci sono alcuni problemi, questo sì, però a me diverte e va bene così. Che attenzione, io cerco di non fare come fanno tutti, Francesco, non è che dico per me One Piece è bellissimo, è perfetto, non ci sono problemi, no, ce li hai i problemi, Francesco, ce li ha assolutamente, come ogni singola cosa c'ha dei problemi. I titoli o le opere dove non c'è nessun tipo di problema, Francesco, e quando dico nessuno, è nessuno, cioè presenta proprio zero, ne sono pochi. In qualunque titolo c'è qualcosa che non va, quindi però penso che conta, io avendo del tempo limitato, cercando di portare avanti delle cose, eccetera, 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 non ho tutto il tempo di mettermi e cercarmi cose nuove, eccetera, eccetera. Quindi ci sono affezionato, ci sono cresciuto. Tornare a casa fa sempre piacere, quindi va bene così. Però non nego che ci siano dei problemi, assolutamente. Poi può piacere come non piace, ma questa è una verità oggettiva che niente potrà mai cancellare. Di cui la prova la vedremo col tempo. Ma penso che sia sempre una prova nel tempo per quello che ad una persona un'opera ha lasciato. Io può essere pure che adesso amo One Piece alla follia e ci sarà un finale talmente a merda per me che io in live brucerò il cappello di One Piece e tu sai quando ci tengo a questo cappello. One Piece è un'opera che è iniziata, che sta andando e che a breve finirà quando ci sarà l'ultimo capitolo e l'ultima tavola del manga. Io mi tirerò le somme e dirò per me è stato bello, per me è stato brutto. Non posso dire adesso One Piece è brutto. È una storia ancora in corso. Come se io dicessi stasera voglio andarmi a mangiare una bella pizza, però già so che farà schifo. Perché? Dove è scritto? Quindi quando finirà la serie sarò ben lieto di dire dopo tantissimi anni, ok, sto viaggio ne è valsa la pena, ma lo posso fare dopo. Ok, io faccio quest'altra mezz'oretta. Quando ci siamo tolti una bella zonetta un pochino da mezzo e ne abbiamo ancora da visitare. Ok. Pezzo di me. Ok, ottimo. No, hai sbagliato l'analogia. È come se andassi a mangiare la pizza e dopo che hai mangiato 3/4 dici, Madonna, che schifo. No, Franci, allora, volendo paragonare le cose, secondo me, rapportando il tutto con l'esempio che ho fatto, con One Piece ci siamo alzati, abbiamo fatto le nostre attività la mattina, ci è venuta voglia di pizza. Siamo scesi. Siamo andati alla nostra pizzeria di fiducia ed era chiusa, quindi siamo andati un pochino in zona e abbiamo trovato una pizzeria simile. Abbiamo mangiato la pizza e diciamo che non era il massimo. Questo ti parlo del 3 anni fa, com'era la mia situazione con One Piece. Guarda, all'inizio di Wano non ce la facevo più. Avevo detto stop, basta, finito, non reggo più. Quindi sono andato in un'altra pizzeria. Ho mangiato, ma non ero sazio, non ero pieno. Ho letto altri manga nel frattempo, ho provato a cercare qualche altra cosa che mi appassionasse allo stesso modo. Niente, Francesco. Stavo tornando a casa. Ho trovato la mia pizzeria di nuovo aperta. Ho detto, vabbè, dai, un'altra pizzetta me la mangio. Sono qui. Il problema è che ne ho mangiata una e ho preso la margherita super maxi. Cioè, tutto Wano. Mi sono messo un giorno che ero libero. All'epoca
lavoravo ancora in ufficio. Me ne sono andato dall'ufficio, ero libero in quel periodo, mi sono messo un giorno, mi sono letto tutto Wano. Ho detto ok, va bene, adesso stiamo iniziando a ragionare un pochino. Mi sono ritrovato poi allo stato attuale delle cose, ti parlo per gli ultimi capitoli. Gli ultimi capitoli a me è come se fosse venuto il proprietario della pizzeria. Mi ha detto, senti, ho fatto ste 50 pizze qua, solo che le devo buttare. Che le persone poi non se le mangiano, non gli piace sta pizza. Ti va di mangiarle? E io là mi sto abboffando un capitolo dietro l'altro. Cioè, per me gli ultimi 20 capitoli, Francesco, ma io sto godendo ogni singola volta. Poi sono piaciuti agli altri, non sono piaciuti. Ma a me che agli altri può essere piaciuta o non l'opera o il modo in cui sta andando avanti adesso, a me cosa entra o non entra nelle tasche? Penso che conti quanto io mi diverti nel seguirla. Tu devi morire assolutamente perché ci serve il bonus. Quindi cortesemente vai giù. Allora, la pizza la stai mangiando, One Piece lo stai seguendo. Sì, sei entrato nella vecchia pizzeria e ti hanno dato la pizza che mangiavi 20 anni fa. Ma ora al posto della margherita con la mozzarella buona e abbondante, il sugo corposo e l'impasto morbido, trovi una bruschetta con gli stessi ingredienti, mandati a male. Secondo il tuo parere, secondo il mio parere, no, perché a me sono piaciuti i risvolti che sta avendo la trama, i punti che sono stati collegati con alcune cose dette e o mostrate in passato. Quindi per me non sono ingredienti vecchi, ma su qualcosa di recente e fresco che mi sta intrattenendo. E va bene così. No, secondo l'oggettivo. Francesco. Non sono sicuro. Ok. Allora, quello che dice l'oggettività, cioè in che modo riesco a fartelo capire con semplici e poche parole, con un concetto tanto semplice e dispendioso di parole? Te lo posso dire in napoletano, posso vedere proprio di stringere al massimo. Posso, mi consentite persone in live di esprimere un concetto in napoletano? Posso lasciare uscire fuori il Super Saiyan che c'è in me? Perché credo che il napoletano sia una delle lingue più potenti del mondo. Cioè, poche parole e ti risolvo tutto, Francesco. Ce le ho, sono sulla punta della lingua. Stanno per uscire, Francesco. Francesco, libera il Kraken, per piacere. Cioè, fammela di una bella parolaccia in napoletano, ti voglio bene. Allora, tu. Fermati, fermati. Fermo. Telecamera, non ti buggare. Io aspetto, ma fino a mo' hai continuato a confondere l'opinione generale con l'oggettivo. No, Francesco, allora il punto è proprio questo. Io so a me cosa trasmette One Piece e quanto mi piace. Quindi, detto alla napoletana, quello che pensano le altre persone nel bene, nel male, nel mezzo, di lato, in maniera obliqua, in maniera trasversale, in maniera gioiosa, paciosa e qualunque termine vuoi utilizzare, a me passa po' cazzo, cioè detto proprio nel modo più tranquillo possibile, proprio perché penso che per quanto riguarda qualunque cosa va sì ascoltata l'opinione generale e l'opinione oggettiva su una cosa, ma conta sempre e soltanto quello che io personalmente penso di un'opera, di un gioco o cazzo X, è quello che a me trasmette. Quindi qualunque cosa gli si può dire, bene o nel male, a un One Piece,
Ma sto cazzo, Francesco, io continuerò a leggerlo fino al quanto, ed è questa la cosa bella, la libertà di decidere cosa fare. Adesso mi sta piacendo, lo leggo. E se scenderà ad un punto dove anche per me proprio non ce la faccio, ciao One Piece, ci rivedremo più in là. Fattura orrida. No, perché, Francesco? Il pass Vocaz vince su ogni cosa, ma è l'arma più potente che mi hanno insegnato, France. France, non c'è niente di meglio nel fottersene di alcune cose. Allora, dovrei essere riuscito a bloccarlo in un loop a lui, quindi... Difesa 1... No, ok, facciamo così. C'ho ancora abbastanza punti magia. Anche perché ricordo che il piano per questo dungeon è sempre lo stesso. Siamo entrati, si risolve tutto, si prende tutto, si ammazza tutto e poi si esce. Il resto dei giorni ci andiamo a fare delle belle passeggiate in giro. Niente, non mi è smentito, è di nuovo mischiato. Opinione generale. No, France, è proprio questa la cosa. Prova a vederlo un attimino anche tu dal punto di vista mio. Ok, si può dire quello che tu hai spiegato su One Piece e infatti, guarda, porto questa cosa come prova. Mi hai sentito dire ti stai sbagliando? No, ti ho detto io sono d'accordo con te per quello che stai dicendo e che anche la community sta dicendo, perché oggettivamente ci sono dei problemi. Però a me passa poco cazzo. Cioè, che... Cioè, ecco, vedi, non è che ti sto dicendo, guarda, no, non è vero perché è così, perché è così. No, io ti spiego come vivo qualcosa che mi piace da tantissimo tempo, che mi dà piacere, mi dà gioia, ma in alcuni momenti, per alcune cose, mi fa fare un attimino testa e muro, e dire come me la godo di più pensando soltanto a ciò che trasmette a me quando la leggo e fregarmene del cazzo per il resto. Anche perché purtroppo non ci sarà mai qualcosa al mondo, come dicevi anche tu prima, su cui tutti saranno universalmente d'accordo. Quindi a sto punto conta, visto che a me interessa come io spendo il mio tempo, a me interessa come io suggerisco o posso non suggerire a chi mi chiede una mano, chi mi chiede un parere. Io posso suggerire qualcosa di buono oppure no, ma questo esula dal fatto di ciò che pensano le altre persone su quella cosa. E sta alle persone capire quando è il momento di parlare e quando è il momento di non parlare. Esempio semplice, tante volte in cui ti ho parlato di Persona 5X, però come vedi e spero me ne darai atto, io te l'ho consigliato, ci abbiamo fatto dei ragionamenti, ma mai in un modo in cui, anche prendendola in tono scherzoso, dove ti obbligavo a giocarci perché se no non siamo più amici e tu sei una merda. Tu sei una merda. Però questo è un discorso sempre che esula da Persona 5X e dalla live in corso. Quello è un tuo concetto base. Però io, se dovessi oggi dirti con le giuste spiegazioni e i giusti problemi che hai portato avanti, spiegando il tuo punto di vista sui free to play e sui gacha, io non mi permetto più di consigliarti e dirti dai Franci, vieni a giocare. Lo dico come battuta. Lo dico per tenere questa piccola lotta tra di noi in live che quando faccio qualche clip e cose varie ci fa fare tante views. Quindi se arrivano views siamo tutti quanti contenti, penso. Spero siate contenti per me. Quindi io non mi permetterei di suggerire a Francesco un free to play, che sennò penso che mi manda a fanculo. Scusatemi ragazzi, ma esiste l'opinione generale ed ok, però l'oggettività quale sarebbe? Scusate. Le cose oggettive sono misurabili, per dire. Anche per Luigi il discorso che cercavo di fare io era un pochino anche in quest'ottica qua.
Bisogna essere un attimino giusti su quello che si va a guardare, su quello che si va a valutare e nel modo in cui uno decide di consigliare o sconsigliare qualcosa a qualcuno. Questo però, per come mi comporto io, se devo consigliare qualcosa a qualcuno appassionato di titoli Marvel, io non gli posso mai andare a dire, oh, vatta a vedere Madame Web. Perché per me è una merda. Ma parlando con un'altra persona, io non posso dire tu per me non lo devi guardare perché per me è cacca. Io posso parlare con una persona anche di Madame Web e dirgli guarda, non so se lo sai, è uscito questo film. Tutti dicono che è una merda. Io ancora non ho avuto il coraggio di vederlo. Ecco la verità, a posto. L'altra persona è libera di decidere se vederlo oppure no. Io ho dato un parere dicendo la più pura e semplice verità. Pierluigi, a posto. Io sto a posto con la coscienza. Allora, facciamo salire. 1 e 2 e prendiamo anche un punto maestria. Va benissimo così. L'oggettività è ciò che qualcosa è, ma l'oggettività molte volte finisce con l'essere personale e non si può dare un parere universale su qualcosa se modificato da ciò che di personale tu gli ci metti dentro. Se a te ad esempio il Red Dead Redemption non piace che con L2 si spara, non puoi dire che quel gioco è una merda, anche perché punto primo è quel modo di sparare che a te non piace. Punto 2, puoi cambiare le impostazioni nel menu dei controlli e scegli come sparare. Quindi quell'oggettività non può esserci. Infatti quello che hai detto tu, Wesker, è oggettivo, perché hai detto cose verificabili. Quella è la gente che non sa cosa vuol dire oggettivo, non è colpa del dato oggettivo in sé. Ok, ok, e fino a qua ci troviamo. Allora, intanto ragiono pure su come ottimizzare e utilizzare sti punti, che possiamo fare qualche bella cosina. No, allora, è anche vero che non tutte le opinioni oggettive possono essere verificabili. Esempio, secondo me, io potrei dire, secondo me gli alieni esistono perché ci sono tante segnalazioni di cose strane nel cielo, eccetera, eccetera. È un pensiero che faccio io. È una cosa sì verificabile perché è vero che ci sono segnalazioni e si trovano facilmente in giro. Però è anche vero che sappiamo che molte sono fake, quindi non abbiamo la prova che effettivamente che quello che si vede nel cielo sia vero oppure no. Quindi dove lo vai a mettere il sempre verificabile, mettiamola così. Allora, Francesco, tu non sai scrivere, io non so parlare, siamo la coppia perfetta. Un parere oggettivo non esiste, per definizione un parere è sempre oggettivo. No, Francesco, non credo, sta nel modo in cui noi scegliamo di dirla la cosa. Io ti posso dire, ecco, facciamo caso che io sto parlando con te che sei appassionato di Marvel. Ti dico, guarda, se ti interessano i film della Marvel, posso consigliarti tra gli ultimi usciti Madame Web su Amazon Prime. Ti posso consigliare la serie di Agatha Harkness uscita su Disney Plus. Punto. Ti ho dato un parere bello pulito su quello che a te piace e che potresti seguire senza andarti a snocciolare la questione e dirti Madame Web è una merda, stai lontano. Uno, non te lo posso dire perché io so che il film è una merda. Ho sentito e letto varie recensioni e no, non c'è un punto su cui riesco proprio a farmelo piacere. Per me Madame Web è come se dovessi andare dal dentista a togliermi un molare. È qualcosa che devo fare, che prima o poi dovrò fare. Però non ce la faccio, ragazzi, non ci riesco. Però io ho dato un consiglio ad una persona in base a quello che a lui piace. Punto.
che una cosa sia oggettivamente o da parte della community di appassionata, dai cosiddetti esperti, eccetera, eccetera, una merda, io il consiglio a sta persona l'ho dato. Gli ho detto seguiti queste due cose perché ti piace il mondo Marvel, segui questo qua. Ci troviamo, no? Finora? Ah, sono corretto, Enzo. No, questo è un parere spesso soggettivo, un parere solo oggettivo. No, fermi, ci troviamo. No, Francesco, è questa la cosa bella. Un parere può essere entrambe le cose, tutto sta nel modo in cui la persona si pone. T'ho fatto la dimostrazione adesso. Dimmi tu un qualcosa, una saga, un film. Dimmi tu qualcosa e cerco di darti un parere senza metterci qualcosa d'oggettivo dentro. O più che altro soggettivo. Di qua e torniamo indietro. Ho lasciato la roccia di là e c'è quell'elevatore. Ok, più un altro ingresso di qua. Allora, gigantone no, per favore. Ok, allora, di qua niente. Di qua. Ok, almeno c'è un altro oggetto. C'è qualcosa di molto brutto dall'altro lato. Ah, vabbè, vabbè. No, non cado in tentazione. Aglia, tua sorella quella svergognata. Non è il parere per definizione è soggettivo perché parte dal tuo inteso come persona generale pensiero e appunto è un parere. Allora, detta così tu c'hai perfettamente ragione. Quindi, se io ti consiglio qualcosa senza metterci niente di personale, come lo vogliamo identificare? Ok, trovate un orologio. Va bene. E qua ci sono tutti oggetti di uso e comune nostro. Va bene. Vabbè, cosa abbiamo fatto come umanità dal far arrivare il mondo in questa situazione qui? Ok, sto prendendo oggetti come un maiale venezuelano. E la cosa va bene. Corridoio di là. Però ci dobbiamo buttare prima nell'altra stanza. Allora. Tu fai il cazzo che vuoi. Tu fai il cazzo che vuoi. Andiamo di qua. Allora. Qua un pochino. Non volendo fare i fight grossi, ma volendo... Ah, io fra 10 minuti devo staccare. Il dato oggettivo, Red Dead Redemption 2 è lento. Red Dead Redemption 2, soprattutto l'inizio, io l'ho iniziato 3 volte, Red Dead 2. Oh, Francesco, l'inizio non ce la faccio. Ce la faccio. Perché ricominciato per me è aver passato il primo blocco ed è 3 volte. Ma in realtà ci ho provato. Dai, una decina di volte. Minimo una decina di volte ci ho provato. E ti do perfettamente ragione. Ha una delle narrative più belle, meglio costruite ed interessanti negli ultimi 15 anni. È un dato oggettivo. Il cielo è azzurro, è oggettivo. Ok. E io, se consigliandoti il gioco, ti dico in maniera onesta, anche questo parere, questo punto di vista, questo problema che presenta il titolo per me all'inizio, faccio bene o faccio male? Re Fantasy è un gran gioco, parere soggettivo. Aspettate, fermi tutti. Un gran gioco, parere soggettivo. Re Fantasy è considerato un capolavoro della grande maggioranza degli utenti che lo hanno giocato. Parere oggettivo. L'ultimo non è un parere per Luigi, mi stai dando dei dati oggettivi. Pierluigi, allora attento a quello che dici perché mi metti nella condizione di dare ragioni a Francesco troppe volte in una sola giornata, poi mi sento male. Non posso dargli ragione tante volte in un giorno perché sennò poi si abitua e fa un pochino il galletto, hai capito? Cerchiamo di tenerlo un pochino a bada.
Parere oggettivo perché parla di una mia opinione personale. Alistair, i pareri oggettivi sono misurabili con i dati. Un metro non viene stabilito a spanne o con i pareri, un metro è misurabile. Se effettivamente stiamo parlando di un metro, sì, se stiamo dipende tutto dal punto di cui stiamo parlando. Posso dire, se sono un giocatore di merda che non sa fare 2+2 e riuscire a fare un fight correttamente, impiegarci 800 ore per finire Re Fantazio e dire sto gioco è una merda perché ci vuole 800 ore per finirlo, quando in realtà se attivassi un pochino il cervello ce ne metterei molte di meno, quindi vado a dire in giro che il gioco è una merda, quando oggettivamente la situazione non è così. Si tratta che soggettivamente tu sei una testa di cazzo e non riesci a mettere insieme due ragionamenti su come ottimizzarti la squadra e su come combattere. Quindi per quanto sia verificabile quello che questa persona direbbe, che se vai a vedere i suoi salvataggi ti troveresti 800 ore, ciò non rende sta cosa la verità dei fatti. Se un gioco è un gioco solido che sa quello che fa ed è un'ottima direzione, oggettivamente è un gioco ottimo. E difatti noi possiamo dire tutti quanti insieme ad alta voce che Re Fantazio, per direzione artistica, per gameplay, per tante cosine che c'ha dentro, è davvero un ottimo gioco. C'è un però grosso come una casa e anche più. Dipende a te come piace vivere il gioco, perché il gioco ti dà abbastanza libertà di muoverti come preferisci. Quindi se a te piace questo genere di impostazione è un bel gioco, ma se non ti piace non ci puoi fare niente, non è cosa per te, leva mano. E rapportandolo a quanto vi dicevo prima, io resto sulla mia opinione. Quello che pensano gli altri potrei dire che sto dando l'anima su sto gioco perché me l'hai regalato tu, Francesco, insieme all'altro demente. Potrei dire anche questo. Il problema è che sta diventando uno dei giochi che mi sta prendendo di più e rischia di diventare uno dei miei giochi preferiti. E ma adesso Francesco è legato indissolubilmente a me per l'eternità. Cioè, che brutta cosa, mamma mia. Brutto proprio. No. Tu dici che è un gioco ottimo, ma il tuo parere è che è soggettivo. Se però la grande maggioranza degli utenti dice che è ottimo, la cosa cambia. Nel mio caso no, Pierluigi. È questo quello che sto cercando di dimostrare pian piano con i giochi che porto, con le cose che dico, eccetera, eccetera. Io mo sto giocando e a me il gioco piace, agli altri sta piacendo, ok, sono contento per chi ci sta giocando. Nonostante abbia letto nei commenti molte persone che si lamentavano di varie cose, tra cui la non inclusività su certi argomenti, azzi mazzi, eccetera, eccetera, vabbè, ci saranno serate in cui parleremo solo di queste cose e ci attireremo i demoni dall'internet, quindi con calma arriveranno anche queste cose. Se a me, arrivato a metà del gioco, per qualunque motivo, che sia un accenno di trama, che sia un cambio delle meccaniche di gameplay o qualunque cosa possa succedere nel titolo, tutti inizieranno a dire che è una merda, io non è che perché inizio a sentire in giro che il gioco è diventato una merda, io mi alzo una mattina e a Re Fantazio non ci gioco più, no. Ascolto il parere delle persone. Non mi preoccupo neanche se possano avere effettivamente ragione oppure no. Io continuo a giocarci perché a me sta piacendo e perché io sono libero di scegliere come spendere il mio tempo. Che ripeto, per me alla fine quello conta, visto che non abbiamo H24 per giocare o fare quello che ci piace.
c'è un po' di tempo limitato, quindi quel tempo io vorrei sfruttarlo un attimino al meglio. E per me sfruttarlo al meglio vuol dire fare quello che a te piace. A me piacerebbe che due paia di orecchie con un coltello non mi ammazzassero. E in questo caso non è successo, quindi GG per noi. Allora, lo facciamo passare. Dentini dorati. Omo Tentadoro. Ok. Devo anche vedere cosa fare dopo con Gianmarco. Vai così, vai così. A posto. Un altro passaggio sbloccato. Madonna quanto è grosso con questo dungeon, Ok, di qua c'è uno stronzio. Sì, dai che ci sei, dai. Allora, aspetta. Fermatevi, vi leggo subito. Questa è un'opinione generale che può cambiare nel tempo. Un determinato gioco rimane esattamente com'è e non cambia. Se è valido, rimarrà sempre valido, soprattutto contestualizzandolo. Francesco, ho detto, io personalmente ho scelto di utilizzare questo sistema metrico decimale. Quando arrivo alla fine, valuto l'esperienza nel complessivo e poi decido. Posso dire al punto dove sono arrivato, quanto mi interessa una cosa, ma ne abbiamo avuto modo e dimostrazione nel corso del tempo di opere che partono bene e poi alla fine... Che cazzo è? E stiamo parlando, ad esempio, Final Fantasy VII Rebirth. E là dovrei spendere pure una parola buona per Nomura, ma sinceramente già ho speso parole buone per Francesco oggi, non... Già gli ho dato pure ragione, non posso fare casino. Allora, sì. Vieni. Mi sono curato? O sono un deficiente? No, mi sono curato. La sorella. Bravi ragazzi. Blade Runner del 1982. La vendita in home video stava cominciando, ma non era molto diffusa. Allora, ecco ragazzi, il punto è questo. Ci si dovrebbe mettere anche un attimino in ottica di quando è uscito Blade Runner, quando è uscito, com'erano i film in quel periodo, com'era la situazione dei film di fantascienza. Cioè, sì, è un film non importante de più, però su certe cose Luca. Fermi che vi state contestando, ragazzi. Ragazzi, ma queste mie live sono il luogo della pace e della tranquillità dei sensi. Perché state contestando cose? Intanto ho preso dei guanti d'arma. Giudizio atteggiamento motivato da un'interpretazione o da un criterio di valutazione strettamente personale o soggettivo. Definizione di parere. Ok. Ma di base il motivo per cui voi due vi state tirando bacchettate l'uno con l'altro, qual è? Sempre con calma e tranquillità e con toni molto pacati, devo dire. Cioè, il motivo del problema qual è? Prima che prendo una mazza e ve la spacco in testa a Pierluigi, mai, perché Pierluigi è una persona seria. Francesco anche una persona seria. Però Francesco è una testa di cazzo. Con affetto. Quindi qual è il bando della matassa? Qual è? O come diciamo a Napoli, non si può apparare questa situazione. Cioè non possiamo togliere il marciume che c'è tra di voi in questo momento. È bello discutere, giusto? Nel caso di Francesco è uno degli avversari con cui mi piace avere conversazioni.
Affermazione vuol dire che Blade Runner è un film di merda perché all'epoca le persone fece cagare. Mia risposta no, questa è un'affermazione sbagliata. Allora, là sì, all'epoca non è piaciuto, però poi si è rivelato uno dei film più importanti della storia e va bene così. Eppure su un caso come questo, io continuo a dire la mia. Si cerca in base alle proprie preferenze quello che a noi può interessare. Poi, quando è uscito e qualunque storia possa aver o non aver avuto quel titolo, c'è un altro tesoro dall'altro lato. Oh, vaffanculo. E sarò sempre io alla fine a dire che cosa ne penso di quella cosa lì. Quindi, che sia soggettivo, oggettivo, quadrangolare o qualsiasi altra cosa, cioè sono arrivato veramente al punto dove non mi interessa più. Credo che sia importante che ognuno possa dire liberamente la sua su qualunque argomento e su qualunque cosa, mettendosi bene in testa che può trovare dall'altro lato una persona con cui può condividere gli stessi gusti e gli stessi piaceri, o trovare una persona a cui quella cosa non interessa minimamente. Tu puoi aver ragione che quella cosa ti piace, ma allo stesso tempo hai anche tu giustamente ragione se quella cosa non ti piace. E vissero tutti felici e contenti. Allora, aspetta. No, Francesca, state parlando tanto oggi, quindi mi perdo alcuni messaggi. Stavo proprio mettendo così per cercare di recuperare, anche perché c'ho 10 minuti. Allora, c'ho 10 minuti perché devo mangiare qualcosa e mi volevo organizzare per giocare con te. Testa di vitello che mi ha invitato prima. Affermazione vuol dire non legge sopra il sossunzo. Ma non stai contestando me, stai contestando te stesso che hai detto. Tu dici che è un gioco ottimo, ma è il tuo parere, che è soggettivo. Se però la grande maggioranza degli utenti dice che è un ottimo gioco, la cosa cambia. Esatto, per Luigi, questo è quello che io continuo a dire. Non bisogna assolutamente cambiare idea su una cosa perché lo dicono gli altri. No, quello per me è una delle cose più sbagliate. Gli altri possono in maniera soggettiva, oggettiva, sincera, onesta, pacata e perché sono stati pagati per dire che quella cosa a loro è piaciuto. A me non interessa perché il giudice finale su ciò che scelgo per spendere il mio tempo sono io che lo decido. Non permetto al parere di altri di decidere come utilizzo il mio tempo. Sono appassionato di una certa tipologia di giochi. Ho trovato Francesco che ci siamo trovati sull'aver giocato molti titoli allo stesso modo e abbiamo giocato gli stessi titoli, quindi io so che se Francesco mi dà un consiglio su un titolo, io lì devo stare con le orecchie aperte. Ascolto il titolo, me lo segno e lo vado a guardare. Perché conosco il parere di Francesco su certe cose e mi trovo. Se questi consigli dovesse darmeli un'altra persona che mi ha dimostrato di conoscerne, di giocare, di frequentare, di informarsi in un altro modo e su un'altra tipologia di giochi che a me non mi interessa, mi dà un parere, lo ascolto, ma se io so di avere 10 minuti liberi in una giornata e li voglio perdere per fare qualcosa, io sentirò il consiglio di Francesco o il consiglio di quest'altra persona. Ripeto il concetto è dato. Sì, ma ragazzi, che ci sono o non ci sono i dati, che tutto quello che state dicendo, la cosa bella è che sotto vari punti di vista avete comunque ragioni entrambi.
Il problema nasce dal fatto che certe cose non possono e non devono entrare nel merito di farvi dare un parere o farvi cambiare idea su qualcosa perché è qualcosa di oggettivo o soggettivo per gli altri. Cioè, questo è il consiglio che stavo provando a darvi, eh. Cioè, non voglio scatenare risse da bar. Anche perché Francesco è bello, c'ha un bel capello, c'ha un bel nasino. Però va a terra, quindi non vorrei si arrivasse allo scontro fisico perché poi Francesco mi mancherebbe. Il cielo è blu. Ok, ok. Quindi a te che io ti dico, Francesco, affacciati che il cielo è il verde, a te non cambia niente. Tu hai le tue motivazioni per dire che il cielo è blu, il cielo non potrà mai essere verde per chissà quale motivo. Quindi a posto, va bene così. Ti trovi, no? Tu però dovevi dormire un altro poco, mannaggia la miseria. Ah, sbagliatissimo. Ah no, vabbè. Leone, Leone non va lo stronzo. Leone, tua mamma. Allora. Ok. Francesco, che ci sono state poche vendite, che il titolo ha venduto meno di quanto ci si aspettasse, che è stato pubblicizzato male, che hanno fatto dei piccoli errori di trama, qualunque motivo, Francesco, tu ci hai giocato parlando di Wind Waker? No, che un parere, un video che testimonia. Ok, questo video, Francesco, di cosa parla? Cioè, ma stai parlando ancora di Wind Waker o di Blade Runner? Fammi capire che mi sto perdendo alcuni pezzi. Ok, stiamo riuscendo comunque a far fuori questi qua un attimino più velocemente. Tu sta cosa, però che la grande maggioranza dice che è ottimo, la cosa cambia. Aspetta, fatemi capire di cosa state parlando. Ah, con questa discussione la vorrei continuare con piacere anche stasera quando c'è Gianmarco, così da avere anche il suo parere. Suga e porta. Dai, dammi una stanza di salvataggio. Anche perché poi devo capire come tornare fin qua. Fanculo. Allora. Ce ne ho troppi in maestria. Lo faccio salire un paio di livelli. E mi uso tutte le pilloline per portare avanti le classi. Perché se no sto posto è duro. Orecchio. Vai orecchio, vai. No orecchio, perché ti sei messo davanti? Ragazzi, mi fate capire il punto preciso, seriamente, perché vorrei staccassimo in un clima di pace e di serenità tra i popoli che vagano per queste terre. Cioè vorrei capire su il punto cardine, su quello che state parlando. Qual è? No, aspetta, io devo scappare da qua. Dato certo, Blade Runner non fu un flop al botteghino, visto che negli Stati Uniti incassò praticamente il suo budget di produzione. Manda un attimo. Ok, Pierluigi, con l'esempio che hai fatto tu, per rispondere anche a Francesco e per cercare di spiegarvi meglio il mio modo di vedere le cose, ma che questa situazione è accaduta tanti anni fa. Ok, va bene.
A voi Blade Runner l'avete visto? Vi è piaciuto? Scannarvi, anche se amichevolmente e discutendo, perché non si sta più commentando o ragionando, ma sta più diventando una discussione. Perché il tempo che state inutilmente discutendo su qualcosa che piace ad entrambi, ma per alcune visioni sulla vita e sulle cose vedete il tutto in due modi un attimino diversi. Non vi mettete e parlate più di quello che vi piace, utilizzate il tempo della vostra vita per consigliarvi varie cose ed essere un attimino più tranquilli. Vi posso assicurare che non c'è un giudice qui che decreterà il vincitore e vi darà un premio. Qua il massimo del premio è ricevere un mio autografo su un foglio di carta che vi manderò tramite Discord e non vale niente, quindi fermi tutti. Io avrei tanto voluto vederlo al cinema. Tanto, tanto, tanto. Io sto discutendo tranquillo, non vorrei passare che sono incazzato come una iena. Giuro che mi... No, no, Francia, ma di fatti lo so, di fatti... Ho detto 2 volte, di fatti va bene. Lo so, Francesco. Tu non ci sei stato quelle poche volte in cui davvero io mi sono incazzato letteralmente sul canale perché persone si sono comportate quello che per me vuol dire comportarsi male. Quindi Francesco, non ti preoccupare, quindi fino a quando non vedi che ti dico qualcosa o ti chiedo se sei incazzato, vai tranquillo, non penso che sei incazzato. Tu sei sempre così. T'ho conosciuto così e sarai così e va bene. Ti apprezziamo e ti prenderemo a cazzotto in testa con piacere, soprattutto perché sei così. No, no, ma Pierluigi, aspetta. Discorsi seri e a parte. Cioè, tu hai capito che Francesco è fatto così? Spero non te la stia prendendo o altro, ma penso di no perché... Guarda, Francesco, noi siamo poche persone sul canale, ma siamo veramente persone di qualità. Ma non perché ci ha salvato il culo 850.000 volte Pierluigi, però anche quando abbiamo affrontato e fatto discorsi... Ecco, Pierluigi, Francesco è imbecille ma è persona seria. Francesco, Pierluigi davvero è persona seria. Ah, Pierluigi, Francesco è pure un po' pezzo di me, però non lo diciamo in giro, è un segreto. Ah, ok, no. No, sapete perché vi ho chiesto sta cosa? Capito una volta in live, dove c'era Alessandro, uno dei ragazzi che viene spesso in live. Stavo facendo Persona 5X, entrò Alessandro e stavamo parlando del più e del meno. All'improvviso entrò un ragazzo, una persona nuova che non era mai entrata sul canale. Iniziò a parlarmi, mi diede anche il follow e quant'altro. Alessandro sono mesi che viene sul canale, quindi ho capito il modo in cui si comporta e il modo in cui scherza con me. E per me non è mai stato un problema. Fece una piccola e semplice battuta su una frase che io dissi. Quest'altro utente in chat iniziò ad offenderlo e a prenderlo a parolacce, manco avesse fatto chissà cosa. È stato uno dei pochi momenti dove mi sono incazzato in live e ho detto a quest'altra persona: se tu sei venuto qui per offendere una persona che viene qui da molto più tempo di te e che non sta creando problemi a nessuno, tu come ti permetti di rispondere in quel modo? Alzai davvero la voce in quel momento. Quindi non è una preoccupazione nel Pierluigi si è offeso altro, ma giusto per capire e ricordare sempre, anche per lasciare una prova. Vedi, siamo 3 persone completamente diverse, da 3 posti diversi, abbiamo opinioni diverse, però si riesce a parlare senza finire col incazzarsi. Quindi soltanto per questo ci tenevo a farvi questa domanda qua. Dai, per una volta facciamo vedere che su internet non c'è solo la merda, ma ci sono anche persone che ragionano.
Vai così. Allora, però tu iniziano a darmene un'altra che mi può servire. Ti faccio stare un altro turno fermo. Cioè, da 2 ore siamo in questo dungeon. Non finisce, non finisce, non finisce. Allora, turno extra. Nascosta. Devo iniziare a fare una cazzata, dovevo uccidere. Ho fatto cazzata. Noi così dovremmo recuperare un bel po' di SP. Voglio vedere effettivamente quanti. Suka, Suka, mi è mancato. No. Fatto il turno. E beh, sono 14 punti a turno. Buono. Ho detto, ma con la voce capisci la mia intenzione, con i messaggi no. Quando sei stronzo, Enzo, me la sono presa. Comunque i miei libri sono a Coinbrook, godo. Perché sono stronzo, Francia? Perché ti tratto bene? Pensa se inizio a trattarti male, Francesco. Perdona l'ignoranza, Coinbrook, dove si trova? Dovevo andarci in vacanza l'anno scorso, ma non ricordo dove. No, dai, Francia, dove si trova? Francese, è qua vicino, mettiti sul Vespino, passami a prendere, andiamo un attimo a ritirarli noi. Sarà un'ora di Vespa? Un'ora e mezza al massimo? Fai un'ora e 3/4 se troviamo un po' di traffico, dai. Allora. Di qua esplorato, di qua esplorato, c'è quel corridoio dall'altro lato. Quindi dovremmo farci innanzitutto benedire perché sto dungeon non finisce, non finisce, no, non finisce. Ha detto non voglio finire. Sud Inghilterra. Ah, allora, esci da casa tua. Tu prendi il Vespino, vai sull'autostrada, esci a Napoli. A Napoli ti do io le indicazioni. Vieni un attimo sotto casa. Noi prendiamo l'asse mediano qua dietro. Una via diritta. Si arrivi in Inghilterra. Siamo a mettere 7-8 ore al massimo. Dai, mi inizi a preparare allora. Allora, Franci, a me ogni volta che ti propongo qualcosa non può fare niente, però. Comincia a scegliere. Questo è il Francesco che ci piace. Francesco oggi ha fatto anche un complimento a persona. Io potrei piangere per queste cose. Allora, facciamo così. Facciamo così. Tanto possiamo arrivare qua. Sant'Ani, Postertani per 2. Quindi riscendo a sinistra più tardi. E esploro l'altro lato. Madonna mia. Madonna mia, se è grosso. Allora, facciamo così. Ma tu non avevi sonno e dovevi fare il pisolino? Io sono stanco. Per la nanna. Mi ricordo che hai usato queste esatte parole e questa intonazione nel messaggio. Allora, Gianmarco ha risposto. Ok. Anche Gianmarco dice che sei un bravo ragazzo e ti vogliamo bene per questo. Va bene. Va bene. Allora, il Fantazio è salvato. France, io vedo un attimo di organizzarmi per il cibo e varie e poi vediamo un pochino il da farsi, anche perché devo ancora organizzarmi cosa fare dopo con Gianmarco.
Tu fammi sapere adesso quando sei un attimino libero, eccetera, eccetera. Io ti mando un messaggio appena ho finito di mangiare. Pierluigi, grazie mille per la discussione e per il dialogo. Finalmente siamo riusciti anche ad affrontare qualche argomento un pochino serio tutti insieme. Speriamo capiti di nuovo l'occasione. Noi ci vediamo dopo. Non so se faccio un po' di fantazio anche prima che viene Gianmarco e poi adesso decido un attimo cosa fare stasera. Ma il fantazio, così come Persona 5X, torneranno molto presto. Arrivederci, signor Francesco. È sempre un piacere fare affari con lei. Arrivederla.